tutti, rieccoci allo scrigno del calcio, bentornati sul canale, bentornati alla rubrica La partita della settimana. La scorsa settimana abbiamo parlato di Juventus-Fiorentina del 94-95, una strepitosa rimonta dei bianconeri da 0-2 a 3-2 e oggi facciamo la stessa cosa, lo stesso risultato, partita diversa, epoca diversa, perché quando io ho visto che in questa giornata andrà in scena Venezia-Empoli, a me è tornato immediatamente in mente il precedente di Venezia-Empoli della stagione 98-99, che fu, ironia della sorte, il punto di svolta in positivo per il Venezia e in negativo per l'Empoli. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, qui sotto tanto è sempre gratis, lasciate like, lasciate commenti, interagite e sostenete il canale come più potete. Seguite anche i nostri social, il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram, il blog Il Popolo del Calcio, dove ci sono tante notizie sul fantacalcio, sulle maglie, sulla Serie A attuale e anche tante storie, tanti ricordi del passato come quelli che vi vado a raccontare qui. Dunque, Venezia-Empoli si sarebbe dovuta giocare il 6 gennaio del 1999, ma viene rimandata perché sullo stadio Penso di Venezia c'è una nebbia che non permette di vedere nulla e l'arbitro è costretto a rinviare la partita. Vi faccio vedere anche l'arbitro Racalbuto che fa, adesso non vi anticipo quello che è successo dopo, vi faccio, vabbè, guardate quello che vi pare, comunque ecco, questo è la sospensione definitiva della partita, questo riquadro piccolo del 6 gennaio 1999. Che cosa sta succedendo in quel campionato? Che il Venezia, dopo un inizio pessimo, Venezia neopromosso di Novellino, dopo un inizio pessimo si sta riprendendo. La differenza l'ha fatta il calciomercato con l'arrivo di Maniero, soprattutto di Recoba dall'Inter, saranno decisivi. Io vi ho anche raccontato la storia della salvezza del Venezia 98-99 che potete andare a recuperare sempre qui sul canale. L'Empoli, dopo la brillante salvezza dell'anno precedente, non si sta ripetendo. Verrà anche esonerato l'allenatore Mauro Sandriani, che non sta ripetendo a sua volta il miracolo con il Padova di qualche anno prima. Venezia-Empoli può essere lo spartiacque per le due squadre. Il Venezia si sta riprendendo ma ha bisogno di continuità di risultati. L'Empoli è ultimo e deve muovere la sua classifica, deve fare i punti soprattutto negli scontri diretti. La partita si recupera in mezzo alla settimana, si recupera il 20 gennaio, non c'è la nebbia, c'è il sole, anche se fa freddo. E la partita sembra iniziare benissimo per l'Empoli, che grazie a due calci di rigore segnati da Arturo Di Napoli nel primo tempo, Di Napoli che poi qualche anno dopo giocherà proprio con la maglia del Venezia, si porta sul 2-0 al 17esimo e al 38esimo arrivano i gol di Di Napoli. L'Empoli si porta sul 2-0, sembra avere in pugno la partita. Poi che cosa succede? Che nel secondo tempo la squadra toscana è molto leziosa, ha qualche opportunità per fare il 3-0, ma le sciupa, tant'è che mi ricordo l'intervista di Sandriani a fine partita in cui gli chiesero ma come ha fatto l'Empoli a perdere questa partita, lui rispose perché ha voluto stravincerla, e aveva ragione, perché se l'Empoli fosse stato concreto e avesse segnato il 3-0 la partita probabilmente sarebbe finita. Al 54esimo segna Fabian Valtolina, centrocampista dotatissimo dal punto di vista tecnico, che ricordo anche nel Piacenza. E poi arriva la doppietta di Maniero al 76esimo e all'86esimo che ribalta la situazione e permette al Venezia di vincere la partita, ma soprattutto il gol di Maniero di tacco è meraviglioso. Quel campionato lì 98-99, eccolo qui il gol di Maniero, quel campionato lì in poche settimane vide due giocatori, Maniero e Roberto Mancini, segnare due gol molto simili di tacco, e io vi ho chiesto già nell'altro video, qualcuno di voi ha risposto, ve lo richiedo anche stavolta, se voi preferite, pensate che sia stato più bello il gol di Mancini in Parma-Lazio o quello di Maniero in Venezia-Empoli. Io vi ridico la mia, secondo me il gol di Maniero è leggermente più complicato perché è in movimento, è da un cross in movimento, Maniero si gira di tacco al volo segna. Non che il gol di Mancini sia stato brutto, per carità, io li rivedrei in loop per un giorno intero, sono bellissimi tutti e due, sicuramente i due gol più belli di quel campionato 98-99. Il Venezia vince 3-2, si lancia verso la rincorsa salvezza che riuscirà poi ad ottenere. Viceversa, quella sconfitta lì
taglia forse definitivamente le gambe all'Empoli. Sandriani verrà esonerato, arriverà Corrado o Rico, ma le cose non cambieranno e l'Empoli dopo 2 stagioni in Serie A tornerà in Serie B. Il Venezia arriverà addirittura 11°, avrà la possibilità di qualificarsi all'Intertoto, non si iscriverà, l'Intertoto era facoltativo, ma quella stagione lì resta forse quella che a Venezia i tifosi amano di più, quantomeno nella storia recente. Vi faccio vedere rapidamente anche le 2 squadre, come faccio sempre. Il Venezia 98-99, eccolo qua con tutti i giocatori, c'è pure il brasiliano Tuta, protagonista di quella vicenda un po' particolare del gol che forse non avrebbe dovuto segnare, sempre sotto la nebbia. A proposito di nebbia in Venezia-Bari, magari ci faremo un approfondimento in seguito. E questo è l'Empoli. C'è già Orrico nella foto, nella figurina. Questo qui è l'Empoli 98-99 che si classifica ultimo e che retrocede in Serie B. Questo era Venezia-Empoli. Venezia batte Empoli 3-2 il 20 gennaio 1999. Vedremo come andrà in questa settimana. I tempi sono cambiati, le squadre pure, il calcio non ne parliamo, ma noi torniamo anche la prossima settimana con un altro approfondimento e con un'altra partita che si giocherà in questo turno di Serie A e che si è giocata ovviamente in passato. Vi racconterò un po' la storia di quella partita, di quel campionato, e vi porterò le solite immagini, così oltre che guardare me, guarderete anche le immagini di quella partita. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ve l'ho detto, è gratis. Noi ci vediamo lunedì, buon fine settimana, e la partita della settimana torna il prossimo fine settimana. Avanti tutta, ciao!